tanta paura. È andata così. Dov'era quando si è scatenato il finimondo? Io ero in camper mio e ci siamo aggrappati al tendalino perché stava volando via. Guarda la sua auto sconsolata e piange questa turista di Mestre che ieri pomeriggio ha vissuto momenti di puro terrore a Campolongo di Santo Stefano di Cadore. Una bufera di vento con raffiche oltre 140 km/h si è incanalata nella valle attraversata dal Piave e ha scoperchiato case, schiantato gli alberi, caduti uno dopo l'altro come birilli. Se non è una seconda vaia, poco ci manca. Queste le condizioni che abbiamo trovato, questa è la situazione che abbiamo trovato questa mattina all'esterno del camping Comelico, dove ci sono le macchine operatrici che stanno lavorando. Guardate la distruzione delle auto sepolte dagli schianti degli alberi. Tutto attorno a noi c'è una immagine che emotivamente ancora richiama i drammatici eventi di 4 anni fa. È una cosa impressionante che in mezz'ora possa essere successo questo. Io ieri ero nel bosco, fortunatamente nell'altro versante, mi è andata bene, ecco, dico mi è andata bene, quindi fa paura pensare che da piccoli venivamo qua a giocare, insomma, chi mai pensava a una cosa del genere? Comunque una mini vaia, ecco. Una decina le case scoperchiate nella frazione di Campolongo, dove si sono subito concentrati i soccorsi. Oltre 100 interventi complessivamente avete eseguito durante queste ore. Qui che cosa c'è in particolare? Qui in particolare c'è una situazione un po' difficoltosa, in quanto è stato tolto il manto di copertura di questa abitazione e ha coinvolto 2 camini molto pesanti che sono stati avvolti all'interno. I vigili del fuoco in massa sono stati mobilitati, effettivi e volontari da tutta la provincia, con ogni mezzo a disposizione e con l'aiuto dei colleghi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Oltre a Santo Stefano ci sono state coinvolte anche la zona di Falcade, Taibon e Caviola e Caprile. Qui nella zona più coinvolta appunto è la zona di Campolongo e la zona di Santo Stefano. Igor Casanova, storico gestore del camping Comelico, che da anni è il rifugio dei turisti provenienti da ogni provincia del Veneto, oltre che dal resto d'Italia e dall'estero, spalanca le braccia e guarda il cielo che pure questa mattina improvvisamente si è incupito. La situazione fuori era impressionante. Fortunatamente non è successo niente. Però adesso comincia a tuonare. Adesso comincia a tuonare, c'è ancora qualche pianta pericolosa, stanno intervenendo i pompieri, speriamo velocemente, per mettere il tutto in sicurezza. Vorrei ringraziare i miei ospiti, i miei vicini, perché ci hanno aiutato. In 2 ore abbiamo liberato tutto. Sono veramente un grazie di cuore.